Anche quest'anno, per sensibilizzare e favorire la conoscenza delle tematiche riguardanti la salvaguardia ambientale e contestualmente applicare metodologie e tecnologie didattiche all'avanguardia, sono stati realizzati laboratori didattici nelle scuole del Veneto, un progetto reso possibile grazie alla collaborazione fra il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Psicologia e Pedagogia applicata dell'Università, l'assessorato all'ambiente della Regione e l'ufficio scolastico regionale. E a Padova, durante Expo Scuola, sono stati presentati i filmati e i lavori prodotti durante questi laboratori. Lavoriamo con le scuole primarie e con le secondarie di primo grado. E in particolare ho portato avanti dei progetti sul linguaggio pubblicitario, quindi la realizzazione di cartelloni pubblicitari, di spot video, sulla tematica data appunto dalla Regione, che è quella dell'acqua come bene comune. Oltre che anche un fotoromanzo, dei fotoromanzi, tipo dei fumetti fotografici, proprio realizzati tutti interamente dai bambini e dai ragazzi stessi. Il progetto Beviamoci pure questa si è proposto di avvicinare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado alle problematiche ambientali attraverso un'analisi delle forme comunicative mediali e multimediali contemporanee. I format hanno visto la creazione di spot contro lo spreco dell'acqua, di animazioni sull'importanza dell'acqua per la vita dell'uomo o dei corsi d'acqua nel territorio del Veneto, cartelloni pubblicitari attraverso i quali, grazie a slogan e immagini ad effetto, gli studenti hanno potuto esprimere il proprio pensiero su cosa significhi oggi bersi pure questa. I ragazzi in questa proposta sono stati dapprima informati per quanto riguarda il progetto pubblicità e quindi che cos'è una pubblicità. Hanno fatto un'indagine dapprima nei giornali, così che portavano da casa, e poi sono stati divisi in gruppi, in 4 gruppi, per realizzare questo progetto. Un lavoro di confronto fra passato e presente per quanto riguarda il territorio, in questo caso la palude di Onara. Negli altri 2 gruppi dovevano invece invogliare e così attirare le persone per poter visitare questo luogo. Qui i bambini capiscono, sanno cos'è una pubblicità, quali termini vengono usati, cosa c'è al di sotto della pubblicità e la sanno anche criticare, secondo me. Magari fanno: sai maestra, quest'anno non ho voluto lo zaino tot perché ho visto che l'altro era fatto meglio, mi serviva di più, e anche il genitore si rende conto che è utile, insomma, che i bambini sappiano queste cose. Un progetto che vede l'università insieme alla scuola e la regione protagonisti di quello che vuole essere un messaggio chiaro soprattutto ai giovani, quello di un'attenzione all'ambiente e una tutela delle risorse naturali, che è fondamentale in quello che è la qualità della vita, e quindi anche per chi cresce, per chi appunto si appresta ad apprendere cosa vuol fare per il proprio futuro, è essenziale che l'aspetto ambientale, che poi diventa appunto qualità dell'aria, dell'acqua, delle risorse naturali, della valorizzazione di un territorio che poi è anche una propensione turistica, vede proprio nel suo ambiente, dalle montagne al mare, una forza attrattiva importante anche per il turismo. Diventa essenziale che appunto, partendo proprio dai giovani, si dia quello che è un messaggio chiaro. Al progetto hanno partecipato 28 diverse realtà scolastiche di tutte le province venete. Questi laboratori sono serviti anche a sviluppare uno spirito critico nei ragazzi, una cosa che di solito si fa fatica a tirar fuori, no? Appunto, bisogna estrarre dai giovani quella che forse molto spesso è stata lasciata la loro capacità, la loro propensione, ma soprattutto anche far uscire quei messaggi che diventano essenziali, soprattutto per quello che può essere l'istintivo messaggio che nasce dal giovane, che molto spesso poi può diventare anche un messaggio per gli adulti. Se portano in classe il telefonino non è un male delle volte, ma può essere anche un bene, perché possono usarlo con coscienza, che è la differenza, questo fa la differenza, capire e conoscere gli strumenti della comunicazione di massa, però con coscienza, senza subirli, che imparino a comunicare e a creare qualcosa che li renda protagonisti veramente di quello che stanno facendo. Il web è molto attraente, ma tende ad inghiottire, tende ad uniformare, tende a fare del ragazzo un gadget.
Poi nascono anche nuovi tipi di bullismo, no? Perché si fa presto. C'è anche il cyberbullismo, per esempio, quello è sempre dietro la porta, perché evidentemente i ragazzi non si rendono conto che una frase messa postata, come si dice, per scherzo possa poi ferire una persona anche veramente a volte in maniera molto grave. Quindi vanno usati molto bene. È pur vero che nelle famose graduatorie che vedono l'Italia indietro rispetto agli altri paesi europei, anche in questo campo delle tecnologie noi abbiamo ritardo, tanto è vero che è stato persino scritto, ma stento a crederci, che ci vorrebbe all'Italia ci vorrebbero 15 anni per raggiungere il livello a cui sono arrivati i bambini inglesi. Mi sembra un po' eccessivo, però se certo fosse così dovremmo anche noi muoverci di più. In ogni caso il MIUR, il Ministero, e quindi attraverso di noi il Ministero ha raggiunto molte scuole, ha adesso posto dei vincoli di bilancio molto forti a favore proprio dell'acquisto di questi strumenti. Noi avremo adesso 4 scuole intere 2.0, vuol dire che i libri non ci saranno, tutto si farà sui tablet, via di seguito con le lavagne multimediali e quant'altro, però abbiamo 28.000 classi in Veneto, abbiamo oltre 700.000 alunni.